La basilica minore di San Simplicio è posta nel centro urbano di Olbia e si raggiunge facilmente percorrendo Corso Umberto sino alla stazione ferroviaria e svoltando a destra nella via San Simplicio, dove si alza maestosa. Oggi si suppone che la fondazione della chiesa sia avvenuta tra il 1113 e il 1140, come riportano i documenti, in una zona definita anticamente come il cimitero di San Simplicio. L'area, infatti, era costituita da una mezza collina con numerose sepolture terranee che andavano dalla fase fenicia, il 750 a.C., sino all'Alto Medioevo, dove ancora sorgeva un tempio di epoca imperiale dedicato a Cerere. Proprio sulle rovine di questa struttura venne impiantata dai pisani una fornace per la calce e, impiegando il granito locale, venne eretta la chiesa. In origine, la struttura era composta da grossi blocchi di granito impostati a creare un'aula con 3 navate, che avrebbero contrapposto 2 grandi absidi come a San Gavino di Porto Torres, chiuse nella parte superiore con voltabotte nelle navatelle e il tetto in legno nella navata centrale. Ma probabilmente un problema strutturale e un cedimento nella volta della navata settentrionale spinse le manovalanze a impiegare mattoni in cotto per rifare la volta e chiudere la copertura. Proprio in questa fase vennero completati i muri della navata centrale e, rinunciando all'abside orientata ad est, venne realizzata la facciata. La basilica misura 33 metri per 13 ed è alta circa 12 metri. Lo spazio interno è diviso appunto in 2 navatelle e una navata centrale più alta, come appunto riporta lo schema della facciata. E ancora lo spazio tra le navate è diviso tra 3 coppie di colonne alternate a 3 coppie di pilastri quadrangolari. I capitelli che ornano le colonne mostrano delle decorazioni animali e umane, che insieme a elementi decorativi esterni richiamano l'arte toscana e lombarda dell'epoca. L'abside in origine era affrescato, così come la parte destra dove ora si colloca l'organo. L'esterno della chiesa è caratterizzato da una scarpa lungo tutto il perimetro, che si interrompe regolarmente alla base delle lesene. Degno di nota, sul lato meridionale è un cippo di epoca romana che fa da base alla prima lesena. Nell'abside, orientata ad occidente, si apre centralmente una monofora a prendere luce e illuminare la chiesa al tramonto, mentre la facciata, orientata a est, si mostra divisa in 3 settori. La facciata mostra nella parte centrale un ingresso architravato e coronato da un arco a sesto rialzato. Ancora più in alto si apre una grande trifora, divisa da 2 pilastrini. La parte più elevata della facciata è decorata con un rombo di 4 catini e una riga di altri 4. Probabilmente in antichità erano colmati da maioliche. I settori destro e sinistro sono decorati da alcune formelle in marmo bianco, ma l'elemento di spicco è una lastra marmorea di probabile stile longobardo, con scolpita una figura umana e 2 animali. Infine, nel settore in basso a sinistra, spuntano dalla facciata un mensolone intero e uno spezzato, sui quali si ipotizza potesse poggiare un sarcofago, come nella chiesa di San Pantaleo di Dolianova, oppure l'architrave proveniente dall'antico tempio di Cerere, ora situato a Pisa.